In questa puntata di 4MAQ andiamo a intervistare gli All Caps, formazione di writer fra San Teodoro e Nuoro. Per poi andare a Sassari, dove intervisteremo il gruppo di MC del Voodoo. Spits fire but doesn't smoke weed. Who's about to take it all and not overcome by... Nigga, you knew I had more than a gangster lean. I mean, my lean is gangster though, so check it. I stick an MC for a spot and signing blood on his whack record. Booyaka to your face as I ruin ya, clown ya, dumbfound ya, while I'm screwing the fuck out your girl. If she steps into my world, I'm not the tallest, but that ass I polish. And if the hooker runs her mouth, she gets cut off. But then you'll sweat her, cause like my leather, your butter soft. Your style stinks, kid, you're garbage. Io scrivo Wiz dal 1989, ho iniziato con ragazzi del mio quartiere perché ci piaceva vedere i muri colorati. A Nuoro c'erano già delle cose dall'82, Wave, Mr. Robot, 3D, Work Art. Hanno iniziato insomma questa favola del writing che anche in Sardegna oramai è attivo. Ho conosciuto Eroe sempre in quegli anni, abbiamo iniziato a fare le cose assieme. Altri ragazzi che poi hanno smesso, comunque la prima forza tuttora lavora e si fa sentire. This is the shape of things to come. This is the shape of things to come. I catch, wreck and tangle. Oramai è un decennio circa dopo che siamo stati su in penisola che collaboriamo con la crew di San Teodoro. Tra questi c'è Dance, BCX, che sarebbe la crew mia di Eroe, e anche di Greens, un ragazzo toscano. Tutto il resto sono collaborazioni con persone che lavorano bene assieme a noi, ci troviamo bene, siamo amici, giriamo e finché c'è la possibilità di incontrare altri che fanno questo noi vorremmo collaborare con più persone, insomma. Mi hanno sempre interessato tutti i tipi di segni strani che non capivo, che vedevo sui muri, e niente, li ricopiavo a modo mio sul foglio. Poi ho visto i primi graffiti a Nuoro fatti da Wave, dalla Floor Dance, insomma, Mr. Robot, 3D. Però una persona che molti non lo sanno, però AJ Kid Luz, ovvero KL dei Menhir, è uno che faceva pezzi anche molto belli. Io da piccolino, siccome abitavamo a fianco, andavo da lui e lo stressavo per farmi fare i graffiti rap sul diario, insomma. Da lì allora ho incominciato anche io e niente, prima i mezzi erano completamente diversi da quelli che ci sono ora, le bombolette erano di scarsa qualità, non esistevano i tappi, tutte queste cose, quindi ci si arrangiava in mille maniere fino ad arrivare a cose incredibili, tipo andare a Roma per comprarsi le Krylon a 12.000 lire. Però insomma, voglio dire, ci abbiamo sempre creduto in quello che facciamo e abbiamo cercato di girare, ho cercato di girare il più possibile, di conoscere le persone giuste, soprattutto, che mi hanno insegnato tante cose, magari con la scusa dei graffiti, però mi hanno insegnato proprio a vivere, diciamo, no? E a vedere le cose nella maniera, diciamo, più adeguata. I'm out to bomb like Vietnam under the same name, tame one, the bad one, ink flow master bastard with the magnum. I tags up quick and then I steps to the exit when it's time to get accepted or flex on some fresh shit, some whack brook. So my black book. Quando io ho a che fare con degli altri writer mi interessa soprattutto la persona, il rapporto umano. Cioè non mi interessa che uno faccia i pezzi fighissimi, poi però una testa di cazzo come persona, ecco, sostanzialmente è questo. Io adesso collaboriamo anche con Dance, con Ober, Redos, altri ragazzi, insomma
anche qui a San Teodoro, ci stiamo un po' spostando anche verso Olbia, così e niente, adesso abbiamo intenzione insomma di cominciare veramente a uscire. Abbiamo fatto un sito su internet, insomma ci stiamo un po' muovendo per far vedere le nostre cose. È una cosa che abbiamo aspettato il momento giusto, insomma, di una certa, come posso dire, una certa maturità sia spirituale che artistica. E niente, adesso vogliamo fare pezzi dappertutto. In the back, enough of that. Watch the third rail track, cause I don't wanna get zapped. Pieces to burn to show my name, no shame. Don't wanna put the blame down on my nicotine. Brothers don't wanna see me grow to get my cash flow. I have the remorse, so check me out in the source. The artifacts from the wrong side of the tracks. The artifacts from the wrong side. The artifacts from the wrong. All Caps Project, che è legato, un progetto collegato diciamo in questo momento al sito internet www.allcapsproject.com, è diciamo il frutto di tutte le esperienze che abbiamo fatto in questi anni, è qualcosa di più di una crew, premesso che siamo tutti amici e che quindi sotto un certo senso potrebbe essere considerata una crew nel senso più canonico, anche se non è esattamente così. Si tratta di un progetto contenitore in sostanza che ruota intorno a alcuni di noi in particolare, visto che come dice il nome stesso, All Caps significa tutto maiuscolo, è legato al writing, quindi in senso stretto, alle scritte, ai nomi. E quindi penso di poter dire che i portavoce di questo progetto siamo io, Dance, Ober, Vince e Eroe, che siamo più attivi, più costanti e più focalizzati su questo discorso del writing, diciamo. So nasty that it's probably somewhat of a travesty having me. Then he told the people you can call me your majesty. Keep your battery charged. A me il writing ha dato la possibilità di entrare nel mondo dell'arte e capire appieno quale fosse la mia strada. Attraverso questa passione ho fatto scelte per quanto riguarda gli studi e questo mi ha portato oggi a lavorare anche in altri settori, ma sempre nel visivo, le arti visive, la pittura, anche su tela, il writing, qualsiasi cosa, il mio lavoro, oltre che la mia passione. Qua a San Teodoro, come vi dicevo, ho iniziato con un mio vecchio amico che adesso vive in Germania, Scam. La nostra crew era la STC, San Teodoro Crew. Abbiamo fatto subito tantissimi graffiti, abbiamo riempito il paese, le scuole. E nessuno è sembrato essere troppo contrariato per questo, anzi tutto sommato la gente non era per niente scontenta. Anche altri ragazzi più giovani di noi di San Teodoro hanno apprezzato molto la cosa, quindi Ober, Pastor, Redos, tutti gli altri ragazzi che vedete pubblicati sul mio sito, sul nostro sito, hanno iniziato a dipingere pochi anni dopo e da allora insomma abbiamo fatto Il Diavolo a 4. Yeah, yeah, yeah. Come on, to the west side. Come on, to the east side. Come on, to the north side. Fat Joe in the house. To the south side. Wiz One in the house. To my man Showbiz in the house. Ayo, Bussy. You see, I skipped to my loo like Napoleon at Waterloo. Qua in Sardegna abbiamo dipinto tantissimo, adesso che siamo qua in pianta stabile dipingiamo ancora di più. Però stranamente non siamo molto conosciuti nella cosiddetta scena, non ho ben capito per quale ragione, forse anche per una nostra chiusura, c'è chi dice così perlomeno. In ogni caso
Se dico queste cose è solo perché mi premeva sottolineare che noi tutto sommato siamo delle persone aperte e ci piacerebbe poter dipingere con tutti i ragazzi sardi che amano le stesse cose che amiamo noi. Will I bunt? Bases are loaded, bottom of the ninth. I step to the plate cause I know my shit is great. I can't walk down the street. Hey yo Diamond, can you make me a beat? You gotta have cheese, about a couple of G's. But if I know ya, I might just throw ya.